Se le aggressioni ai conducenti di autobus sono così frequenti, penso che l'azienda MOM abbia già riflettuto e lo sta facendo in altre zone, quelle di verificare se c'è la possibilità di affiancare insomma tra virgolette dei bodyguard o delle persone che facciano siano un po' attenti alla sicurezza, e questo aiuta magari a prevenire certi fenomeni. Soluzione già adottata in altre città per lo stesso motivo. È amareggiata e stanca la sindaca di Vittorio Veneto, Mirella Balliana, costretta ancora una volta a fare i conti con episodi di violenza e disagio giovanile. L'ultimo è avvenuto il 1° ottobre alla stazione MOM dietro al municipio. Dovevano salire sul bus di linea con un cane senza museruola. Il conducente ha negato loro l'accesso e da lì è iniziato un po' uno scontro verbale che si è un po' acceso, col coinvolgimento anche di una signora della biglietteria, e quindi c'è stato un po' questo acceso scontro, forse anche un'aggressione. Protagonisti 2 ragazzi e una ragazza, tutti maggiorenni a parte uno. Avrebbero addirittura tentato di sottrarre all'operatore le chiavi del mazzo. Questi ragazzi sono conosciuti, fanno parte insomma della nostra comunità, sono ragazzi di maggiorenni, quasi tutti tranne uno, e che comunque in parte sono anche seguiti sia dalle forze dell'ordine e in parte anche dai nostri servizi sociali. La sindaca non esclude un maggiore coinvolgimento delle famiglie e la presenza di nuove figure sul territorio per fermare un fenomeno che rischia di degenerare. Siamo un po' presi alla sprovvista perché poi, ripeto, sono figli della nostra comunità e purtroppo vanno incontro, ripeto, a queste situazioni e non sappiamo neppure come riuscire ad arginarle. Continua il fenomeno dei Maranza, giovani che si rendono protagonisti di atti di vandalismo, disturbo e in alcuni casi violenza. E infatti episodi simili si sono registrati di recente anche nei comuni vicini. A Tarzo, frazione di Corbanese, una residente ha denunciato sui social il lancio di petardi dentro il cancello di casa, segnalando l'accaduto ai vigili.